Ce ne fosse uno che conosce il mestiere. Stavo per commettere un errore madornale. Figlia sedotta, mai di prima botta. Su. Vatti a vestire. Chi io? No! Dai qua. Lei, tenga. Grazie, però vede... Riprenda il suo coso e vada là in fondo. Tu mi mandi in galera, perché non mi lasci Ancora, andare via? levati e lasciami lavorare. Cosa mi arrestano come complice? Oltretutto perdo le lezioni. Non ha fatto niente, parlavano soltanto, li ho visti io. Fermo! Uccidi me invece! Almeno provassi a parlare di matrimonio. Non ma può che... mica! Ah, è ammogliato. No, ecco, potrei sposarla quando torno da Parigi. Il dritto parte. Dovrei. Ah, perché mi hai preso? Se avessi voglia la finirei col PAM. A cannonate, ma costa troppo. È lo zio che lo fa partire! Povero Cocco. Non è meglio se uccidi lo zio, è quello che ti compra i voti. Basta, piantala, mi fai gridare col mal di gola, maledetto. Va bene, uccidi loro, poi uccidi lo zio, non è giusto? No, è qui. Mi dispiace interrompere, è un po' tardi. Comunque ecco la metà della somma. Non mi si compra con così poco. 5 crani, 20.000 crani. Ma il mio onore è stato macchiato. E per lavarlo ci vuole il sangue. Il sangue? In che senso? Il sangue suo. Porca loca! Non cominciamo con le frasi spinte. Scusi. Prego, e sono la sposa, devo ammazzarlo. Dovrà almeno prendersi una laurea. Lo aiuti lei, farà carriera lo stesso. In che modo? Ma per esempio la pubblicità è un lavoro strano, lo ammetto, ma se è idiota come spero avrà molto successo. Non è idiota. Fingerà di esserlo. Se i due colombi sono d'accordo... Ora lo vediamo subito. Siete d'accordo? Beh, mi sembra di sì. Adesso ci vorrebbe... Lei ha un notaio? No, ma lo trovo. Andiamo, Michel. A tua zia glielo dici tu. Ehi, non faccia scherzi. Se ne ho proprio voglia. Tu se vuoi accompagnare il tuo fidanzato va pure, ma attenta, solo fino all'incrocio, non un passo più in là. Petro Santo. Dai che la metto via. Lo zio al posto tuo l'avrei ammazzato.